No, buono però non la cacci. Che vibra tutto. Amici di Fanner, appassionati della Lega Calcio a 8, benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra, terza giornata di Serie A Regular Season, schierate in questo momento in campo Roma e De Angelis. Roma in maglia rossa, calzoncini bianchi, mentre il De Angelis maglia nera, calzoncini bianchi. Seconda partita di Serie A qui alla Stella Azzurra in questo lunedì sera. Abbiamo visto in precedenza la vittoria degli Hammers sulla squadra dei La Rosa, COD 2-7-2, vittoria per 3-1, anche parecchio contestata, partita peraltro accesa fino all'ultimo secondo. In questo momento vediamo quali saranno i temi della partita. Ricordiamo che la Roma quest'anno con il mercato ha rinforzato e di molto la squadra, soprattutto prendendo un uomo al centro del campo, quel Cichella che col chicco dello Scapicolo ha fatto le fortune degli scudetti di questa squadra. Per quel che riguarda invece il De Angelis, seconda stagione in Serie A, stagione della riconferma in categoria, la passata annata è riuscita a salvarsi l'ultima partita di playoff contro il Mister Jeff. Tutto è pronto per l'inizio del match. Roma che attacca da sinistra verso destra, risponde il De Angelis da destra verso sinistra. Sestili parlotta con il compagno in questo momento. Andiamo con la lettura delle liste. Per quel che riguarda la Roma abbiamo Alcini, Caterini, Ciccolini, Cicchella, Goletti, Maschietti, Paoli, Pettinari, Quinquigno, Rossi, Seferi e Mirko Sestili. Per quel che riguarda invece il De Angelis, Aversano, Belviso, Coluccini, De Angelis, Di Nardo, Emidi, Giacinti, Iegri, Papaleo, Pensabene, Perazzolo, Pischedda e Santoro. Inizia in questo momento la partita con il primo possesso palla per la Roma che va subito sulla traccia destra. Ha provato ad accelerare la squadra di casa. Pettinari non è riuscito nel controllo, fa girare palla il De Angelis proprio con il capitano Roberto De Angelis che sulla destra chiede l'1-2 al compagno. Manovra adesso la squadra che di casa quest'anno, ricordiamo, alla Longarina, lo scorso anno al Garbaia. Ora uno dei migliori elementi, ovvero il numero 5, Luca Giacinti, il lancio lungo, il controllo elegante. A centrocampo sempre il De Angelis che chiede lo scambio, gli chiamano subito l'uomo. La partita sembra essere già a buoni ritmi perché la Roma ci mette pressione sulla manovra del De Angelis che esce molto bene nuovamente con Giacinti, sembra non sentire la pressione, traccia sulla destra, Cicchella, primo pallone toccato, lo scambio assieme al compagno, quindi Sestili il capitano, palla per Pettinari, leggermente lunga, la sfera finisce fuori e dunque rimessa dal fondo in favore del De Angelis che potrà giocare con Mirko Perazzolo per Giacinti. Sulla sinistra bello scambio, tocco di mano di Cicchella, il direttore di gara lo vede e fischia la punizione, batte rapido Aversano, anticipato però Marco Emidi, un po' troppo fermo in questo caso, quindi Roberto De Angelis con le mani verso il laterale destro del centrocampo, ovvero Alessio Santoro. Scambia bene Santoro con Daniele Pensabene, quindi Aversano, Emidi, di nuovo l'apertura di Aversano, cambio di gioco splendido, buona manovra del De Angelis che gioca a palla a terra rapidamente, riesce a cogliere di sorpresa la Roma che può giocare il primo pallone dalla difesa. Cicchella si affidano a lui in fase di regia, si abbassa il numero 8 ex Chicco dello Scapicollo, di nuovo Cicchella, bel passaggio in profondità per Pettinari, bene però la difesa del De Angelis. Gianluca Aversano apre a destra per Santoro, all'indietro per Giacinti, a sinistra per Papaleo, quindi Emili sbaglia il tocco, Cicchella prova a trasformare l'azione in offensiva, non riesce. E allora saggiamente Ciccolini si rifugia dietro per far ripartire la manovra, poi apre bene per il compagno De Angelis, cicca la sfera, ci arriva Giacinti che con esperienza dà per Perazzolo, il lancio lungo, butta via il pallone il De Angelis. Caterini poi con la testa la va a rigiocare in avanti, anzi era Goletti, Giacinti, Perazzolo.
Pensa bene, si abbassa addirittura in posizione di difesa, uno dei migliori giocatori dello scorso anno del De Angelis. Si allunga, poi pensa bene, cambia la sua posizione di raggio, Giacinti lo cerca con gli occhi, va invece per Aversano, fallo evidente. Prima infrazione del match per quel che riguarda la Roma. Calcio di punizione più o meno alla 3/4 campo del fronte offensivo d'attacco del De Angelis. Sul punto di battuta c'è il numero 10, ovvero anzi c'è il numero 6, Marco Emidi. Due uomini in barriera sono Sestili con il numero 10 e con il numero 7 Klaus Seferi. Goletti sistema la protezione, è pronto a partire Emidi che carica il destro di collo pieno sulla schiena di Sestili, anzi di Seferi, che rimane colpito forse all'altezza della nuca. Si rialza Seferi, servono le sue fiammate in attacco per accendere la luce della Roma. De Angelis, Emidi, rimessa irregolare di Roberto De Angelis, e c'è dunque l'inversione per il controfallo. Rimetterà in gioco la sfera il numero 3 Alcini. Pressione adesso del De Angelis, non riesce a manovrare la Roma, si fa in avanti la squadra ospite con Emidi che dà sulla sinistra per Santoro, chiuso però dall'intervento difensivo, e allora nuovamente Santoro mette a terra il pallone col sinistro da per il compagno che dà ancora uno sguardo dietro, prova poi ad andare da solo, con il destro ci mette le mani Goletti e calcio d'angolo. Primo della partita per il De Angelis, palla messa in mezzo interessante in direzione di Emidi che non ci arriva, quindi Seferi prova a portarsela in avanti ma commette fallo il numero 7, ha trascinato giù Lele Pensabene che prova adesso a battere il calcio di punizione rapidamente per Aversano che apre a destra, riconquista il pallone Sestili, Giacinti ci mette il corpo, la sua tranquillità, poi a sinistra. Bella manovra nuovamente del De Angelis, la palla torna nuovamente in mezzo, Goletti fa fare schermo dalla difesa che poi rilancia in avanti per Sestili che in solitaria aspetta l'arrivo dei compagni, si ferma con la suola, bene per Seferi che punta la porta, mette in mezzo il pallone, cerca il colpo di tacco, il tiro di prima intenzione e la rete dell'1-0 della Roma di Cicchella, si porta in vantaggio la squadra di casa, un bacio al palo e poi gol. L'ex Checco cambia il risultato, la primissima occasione della gara per le due squadre. Ci ha provato Perazzola a distendersi, forse ha anche toccato il pallone, sfera che poi dopo il palo è finita irrimediabilmente in rete. E dunque il De Angelis che prova a rispondere con Emidi che porta il pallone, si accentra, ha cerchiato, deve scaricare, fischia il direttore di gara. Seferi si lamenta per l'intervento, anche il capitano Sestili, che ricordiamo è l'unico che teoricamente può parlare con gli arbitri. Pensa bene, conta i passi, anche il direttore di gara conta i passi, ma per mettere la distanza della barriera sulla quale vanno sia Sestili che Klaus Seferi. In due De Angelis e pensa bene sul punto di battuta, andrà però molto probabilmente Lele pensa bene. Si allarga De Angelis, pensa bene, prova il destro di testa addirittura, respinta da parte di Lorenzo Ciccolini. Aversano, cambio gioco per Giacinti, stoppa Giacinti, chiede l'1-2, lo trova, Giacinti se la porta avanti col destro, fa tutto solo, resiste a due avversari, Giacinti, angolo. Secondo del match per il De Angelis, sul punto di battuta c'è Santoro. Uno sguardo in mezzo, sono due uomini, l'apertura però a sinistra è più comoda in direzione del compagno, quindi pensa bene, carica il destro, il tiro che finisce abbondantemente fuori. E allora la Roma che torna finalmente in possesso del pallone con l'autore del gol Cicchella che ha dato al compagno, quindi Klaus Seferi, marcato a vista da Giacinti che ringhia su di lui, toglie il pallone, quindi Aversano dall'altra parte pensa bene, cerca centralmente il compagno, non lo trova comodamente la Roma
la rigioca con Pettinari, quindi Cicchella, apertura deliziosa per Seferi che manca di poco lo stop, vede sbucare all'ultimo il pallone. Giacinti, Aversano, fallo sul numero 15. Pettinari torna in difesa senza neanche protestare, allora Aversano, l'apertura era interessante, quindi pensa bene al volo, trova la deviazione del difensore Valerio Alcini e dunque angolo per il De Angelis, il terzo del match, palla messa in mezzo, questa volta male da Santoro che nelle prime due occasioni era riuscito in un cross interessante a tagliare verso la porta della Roma, che gioca di nuovo dalla difesa con Paoli, Cicchella, Seferi, lancio lungo, non c'è nessuno, è terra di Giacinti, De Angelis, Emidi, porta il pallone Emidi, bello il gioco di suola, non c'è fallo secondo l'arbitro, Cicchella da sinistra per Klaus Seferi, prova ad accendersi Seferi, se ne va Seferi, accelera nuovamente, è da solo il numero 7, non la mette in mezzo, aspetta l'avversario Roberto De Angelis che tocca in rimessa laterale. Il pallone è della Roma, lo stesso Seferi si incarica della battuta, si avvicina Sestili, i due possono scambiare, mette in mezzo alla cieca Sestili, Aversano respinge, quindi Emidi a sinistra, tocco di esterno a cambiare gioco che non riesce con esperienza, Cicchella salta due avversari, salta anche il terzo, uno sguardo alla porta di Cicchella che resiste la carica, va col destro, palla che rimane lì, Giacinti riesce a metterci il piede, quindi pensa bene, esagera con la sua tecnica, c'è comunque un fallo. Pensa bene. Giacinti, Seferi, Sestili, insegue il pallone toccato da De Angelis per Perazzolo. Poi una palla non comoda di Perazzolo, ma era in una brutta situazione in questo caso la difesa del De Angelis. Cicchella, uno sguardo in mezzo, non c'è nessuno, va quindi all'indietro per Paoli. A destra, lo scarico è giusto in direzione di Pettinari, il controllo perfetto di Seferi, la porta sul sinistro. Seferi! Fuori di un soffio, il suo sinistro in diagonale. Ha dato l'illusione del gol. Klaus Seferi, Giacinti, Aversano, colpo di tacco, Seferi, Sestili carica il volo, inguardabile la conclusione del numero 10. Perazzolo, lancio lungo con le mani per Emidi, esce Paoli, Cicchella, una finta di corpo, apre il campo per Seferi, occhio al suo sinistro, chiede lo scambio col Sestili che col tacco cercava Cicchella, quindi Giacinti esce palla al piede, c'è un fallo, direttore di gara lo fischia in questo momento. Giacinti, pensa bene, Emidi, mette a terra il pallone il numero 6, buono il suo lavoro con le mani a distanziare gli avversari. Aversano, lo stop, Aversano! Grande tocco di Goletti in angolo. Ha cercato un gol strepitoso soprattutto per lo spazio che gli aveva lasciato il difensore, quasi nullo. Quarto angolo del De Angelis, Santoro mette in mezzo, non riesce a staccare. Lo stesso Aversano, c'è il fallo fischiato al numero 15 per aver spinto l'avversario, allora Paoli gioca per Cicchella, lo scambio con Ciccolini che attende ancora il pallone, lo riceve, 1-2 della Roma, bene con i triangoli, la palla in profondità per Seferi che cerca Sestili, Giacinti interviene nuovamente, poi Perazzolo, poi nuovamente Giacinti, uno sguardo ad Emidi che prova il controllo e l'apertura quasi alla cieca, che non riesce, esce la Roma, giocando palla a terra, Pettinari, Sestili, si porta avanti il pallone Sestili, il destro di Sestili, Perazzolo la vede all'ultimo e ci mette le mani, angolo per la Roma.
il primo delle match per la squadra di casa, battuto da Seferi, basso per Pettinari che cicca la conclusione da una buona posizione. Pensa bene. Seferi ringhia sul non è entrato Belviso. Allora Alcini, non c'è il suo tocco, time out chiamato dalla Roma, 1 minuto di pausa. Cichella, dopo il time out Roma, l'autore del gol dell'1-0, va a dare a Sestili che gioca in posizione più arretrata, ora va a tornare nella sua più naturale zona di campo. Sestili e Seferi sono stati invertiti di posizione, intanto Emilita per Aversano può provare il sinistro, non è il suo piede, si vede infatti circa un assist di controbalzo. Dicevamo Sestili e Seferi invertiti, infatti Sestili adesso sulla sinistra a gestire il pallone, la riconquista la pensa bene, quindi a lottare Santoro. Adesso fa difficoltà la Roma ad uscire. Paoli. Rimessa laterale per il De Angelis. Pensa bene. Apre a destra per Gianluca Belviso che prova il destro e pizzica la traversa, quasi sorprendendo Goletti. Di nuovo il De Angelis in pressione. Roma che fa molta più difficoltà nel gioco. Sestili, ma c'è un colpo di testa e un tocco al volto su Sestili che rimane a terra e noi in questa occasione andiamo in pausa. Si riprende a giocare con Pensa Bene che va a lottare sul pallone, il cambio gioco interessante adesso sulla sinistra. Emidi chiama il fallo, non c'è secondo i due direttori di gara. E allora Paoli, vertice destro della difesa della Roma, quindi Quinquigno, uno dei giocatori storici della Lega. Cichella porta il pallone, Cichella, il piazzato di Cichella a cercare nuovamente quel palo dove ha fatto male in precedenza. Pensa bene. 1-2 con Emidi che porta il pallone, prova il destro, deviazione. Goletti con comodo. Il lancio lungo per Seferi. Manca il controllo il numero 7, l'altro numero 7 Pensa Bene, ha dato per Santoro col mancino, l'apertura è perfetta per Emidi, quindi per Aversano che va di poco fuori vicino al pari. C'è stata anche deviazione, angolo per il De Angelis. Pensa Bene. Mette basso il pallone, interessante il fallo però di Aversano. Chiede scusa il numero 15, più attivo dei suoi, insieme a Lele Pensa Bene. Roma però ancora in vantaggio al minuto numero 18 del primo tempo. Ricordiamo il gol dopo pochi momenti di partita di Cichella. Perazzolo. Belviso, poi la riconquista comodamente Ciccolini, porta la palla col destro, Ciccolini salta l'avversario, nuovamente lui, viene chiuso da Giacinti che esce palla al piede, Giacinti è un colosso il numero 5, l'apertura sulla destra per Emidi che può caricare il destro, si ferma, torna il numero 14 appena entrato su di lui, ovvero Maschietti. Di nuovo Maschietti vince il contrasto, c'è rimessa dal fondo. L'ex Professione Casa che ha dato il cambio a Sestili. De Angelis che però ancora continua a premere, davvero non ha smesso un secondo di pressare la squadra ospite. Ciccolini lascia la rimessa laterale a Paoli. Lunga per Klaus Seferi.
fallo sul numero 7, Cichella. Sembra voler calciare Cichella. Chiede la distanza il numero 8 al direttore di gara. Folta e nutrita area di rigore. Cichella col destro sul secondo palo a cercare una deviazione di Manuel Maschietti che non c'è. Giacinti. Aversano, bella palla a sinistra, messa in mezzo sul secondo palo, non arriva nessuno, quindi pensa bene, il più lesto di tutti sul pallone se la allunga. Daniele Rossi non fa in tempo ad arrivarci, lo stesso Rossi va a pressare, poi si ferma. Pensa bene, chiede lo scambio ad Aversano. Punta la porta avversaria, se la porta sul sinistro, mette in mezzo, l'intervento decisivo in difesa di una Roma che adesso è un po' in difficoltà. Emidi conquista il pallone, la dà ancora nuovamente a sinistra, la scivolata quasi ai limiti dell'area di rigore, il passaggio in mezzo che non trova nessuno, grossa occasione per il De Angelis. E ora sì che meriterebbe il pari la squadra ospite, dopo aver pressato e creato tanto. Paoli chiama l'uscita Goletti che può rimettere lungo il pallone per Maschietti, occhio alle sue accelerazioni, Maschietti vince il contrasto, Maschietti prova a cambiare il gioco, non trova nessuno, esce dunque, palla al piede il De Angelis e Cichella comodamente per Klaus Seferi, è tutto sinistro, infatti adesso se la porta sul destro, ci prova Seferi, viene però contrastato, rimane lì Seferi e commette anche fallo, tanta voglia della Roma. Mentre pensa bene, esce palla al piede, cerca una palla intelligente per Emidi, chiama il pallone Goletti che comodamente poi si raccoglie e la gioca per Cichella, cambia passo il numero 8, perde il pallone, pensa bene, c'è un giallo, forse è così, infatti il direttore di gara guarda Cichella, gli mostra il cartellino. Calcio di punizione per il De Angelis, sono in due sul pallone, pensa bene e Marco Emidi, due uomini in barriera, c'è anche Seferi, pensa bene, finta di andare al tiro, poi va Emidi con la bordata e il tocco di Goletti in angolo. Ora diventano numerose, copiose le occasioni per il De Angelis, palla messa in mezzo, prova Rossi a fare sponda, addomestica un buon pallone, lo dà per Klaus Seferi, Giacinti lo marca a vista, quindi Daniele Rossi porta il pallone, apre a Cichella, il numero 8, Maschietti sbaglia l'appoggio in maniera abbastanza scolastica, quindi Emidi, numero 6, apre in controtempo per il compagno, rimessa per Daniele Rossi, provano a portare via il pallone, il tocco all'indietro che mette un po' in difficoltà Cichella, quindi Maschietti che sbaglia l'ennesimo controllo, non è ancora entrato in partita Manuel Maschietti, quindi Emidi col corpo si fa spazio, butta via la palla a Pettinari. Pensa bene, il controllo per Giacinti, non una buona palla, Rossi va a fare pressione ma è da solo, fallo di Daniele Rossi. Giacinti chiama pensa bene in posizione di regia, Giacinti mette una toppa sull'errore in appoggio della sua squadra a metà campo, il numero 5 da sulla destra cercando Emidi che prova a vincere ancora un contrasto, non c'è gamba tesa, si continua a giocare, ora sì che c'è gamba tesa abbastanza evidente.
Seferi porta il pallone, Seferi la porta sul sinistro, chiuso Klaus Seferi, fallo di Lele Pensabene. Calcio di punizione, Daniele Rossi vuole battere rapidamente. Il tiro intanto tentato da Sestili. Giacinti, Pensabene, Emidi, Pensabene, cambio gioco, chiama l'uscita del portiere Pettinari. Partita che ormai volge al termine per quel che riguarda il capitolo del primo tempo, che vede per il momento scritto il risultato di 1-0 in favore della Roma Calcio 8 GSA contro l'FC De Angelis. Intanto esce Lele Pensabene, un po' di riposo proprio mentre arriva il fischio del direttore di gara. Fine del primo tempo, Roma in vantaggio per 1-0 sul De Angelis. Faccio col telefono. Riprende il match tra Roma e De Angelis, con il De Angelis che attaccherà da sinistra verso destra nel tentativo di pareggiare il gol di Cichella della Roma, che attacca da destra verso sinistra. Rispetto al primo tempo c'è stato un cambio, è entrato il numero 3 del De Angelis che ora prova a toccare il pallone. Si tratta di Claudio Iegri al posto di Emidi, un po' di riposo per lui. Goletti, Pettinari, spizza di testa, non c'è nessuno. Perazzolo, il lancio lungo a cercare fortuna per Iegri, una deviazione di testa di Quinquigno che nuovamente di testa mette via. Rimessa laterale già giocata in direzione proprio di Iegri, prova ad entrare subito in partita, la palla in mezzo, cerca il tocco. C'è calcio d'angolo, secondo l'arbitro il primo del match per il De Angelis in questo secondo tempo, nel fronte dell'attacco sinistro della squadra ospite. Sfera messa in mezzo sul secondo palo, chiede una trattenuta. La squadra ospite, Maschietti riconquista il pallone, la dà per Seferi, si accende Maschietti, Seferi sbaglia l'ultimo passaggio, quindi Perazzolo può andare a sinistra. Coluccini ha aperto per Gianluca Belviso, quindi Giacinti di sinistro. Coluccini potrebbe aprire, cerca invece il passaggio in mezzo. Rossi prova a fare pressione inutilmente. Perazzolo, Coluccini, lancio lungo, Coluccini, Papaleo e Coluccini, ancora un passaggio in mezzo che cerca Pischedda, l'apertura, il pallone in mezzo, Paoli ci mette la gamba, quindi Maschietti, di nuovo Maschietti, Iegri gli porta via il pallone, di nuovo Iegri salta l'avversario, il secondo, Pischedda a incrociare, bacia quasi il palo. Numerose davvero adesso le occasioni del De Angelis, l'abbiamo già detto, meriterebbe quantomeno il pari la squadra ospite, con una Roma che è decisamente in difficoltà, con Quinquigno che prova ad uscire palla al piede, Iegri, Quinquigno, gli viene fischiato il fallo, rabbia nella panchina del De Angelis. Quinquigno, Cichella, si continua a giocare, Coluccini carica il destro, poi arriva lungo sul pallone, il lancio lungo a cercare Klaus Seferi, lo stop quasi perfetto del numero 7, dotato di una tecnica sopraffina, poteva far meglio. Coluccini, Giacinti,
Pettinari prova ad intensificare la pressione della Roma. Coluccini ora carica il destro, prova la deviazione in diagonale, ci ha messo le gambe però il difensore della Roma, quindi Maschietti, il tentativo di dare il pallone a Rossi che ancora non ha ricevuto alcun pallone giocabile. Pettinari da Perseferi, rimessa lunga, colpo di testa, c'è calcio di punizione in favore del De Angelis. Coluccini, il lancio lungo a cambiar gioco, colpo di testa interessante in direzione di Iegri. Quinquinio, Sestili, bene in protezione del pallone, fallo fischiato al numero 10. Calcio di punizione per la Roma. Quinquinio, Cichella, si gira Cichella, la porta Cichella, viene poi chiuso dall'intervento di un terzo giocatore. Sestili, Rossi, Giacinti, con correttezza porta via il pallone con il fisico. E ora il De Angelis che manca sempre negli ultimi 10 metri. Pettinari, uno sguardo a Cichella, cerca lui il numero 6, Seferi, la mette in avanti, Giacinti la fa scorrere su indicazione di Perazzolo, inutile nuovamente la pressione di Rossi che è in solitaria. Coluccini, apertura a destra, Pettinari, Coluccini, pensa al tiro, poi lo prova, finisce fuori anche questo tentativo. Goletti con le mani, lungo per Rossi, l'appoggio per nessuno di Daniele Rossi. Coluccini, esce nuovamente palla al piede, Cichella fa ordine nella metà campo difensiva della Roma che ora cambia l'azione con Sestili che prova un destro difficile di esterno. Perazzolo la controlla abilmente, allora il De Angelis che cerca nuovamente di impensierire la difesa della Roma. Rossi in protezione del pallone, il fallo è il suo e allora gioca Giacinti. La palla è là. Giacinti, Coluccini, Pettinari, Cichella, in protezione Cichella, a nascondere l'avversario, c'è il fallo sul numero 8. Cichella, il lancio lungo, cercare Seferi che inciampa al momento di piazzarsi sul terreno per tentare lo stop. Pronto un altro cambio per la Roma, rientrerà Ciccolini, vediamo chi esce. Rossi ora in appoggio su Sestili. Uscirà Pettinari, il lancio lungo intanto con le mani da parte di Sestili, esce Giacinti, palla al piede, uno dei migliori, il giocatore del De Angelis, apre poi a destra De Angelis che cerca con tracce strette, c'è peso però al centro dell'area di rigore, infatti esce la Roma con Sestili, apertura a destra per Daniele Rossi che rallenta l'azione visibilmente, chiede il fallo Sestili, dall'altra parte riparte il De Angelis, Ciccolini quindi Iegri, cerca un tocco sulla sinistra, non c'è nessuno. Sestili, Rossi, Giacinti, apre a destra,
Belviso, Ciccolini, buono il suo ingresso nel secondo tempo. Belviso se la porta sul destro, Cichella non vince il rimpallo, tiro da parte di Coluccini, calcio d'angolo, si posizionano al centro dell'area di rigore, palla che arriva al centro in questo momento, colpisce Quinquinio, c'è fallo. Che poi come va a vedere la legge lo spiego. A te spalle come va a vedere? Marco Pischietta abbastanza nervoso con l'arbitro. Ciccolini, Quinquinio di sinistro per Cichella. Ora Sestili, il vero e proprio jolly della Roma, adesso gioca a destra, poi si posiziona in avanti, Rossi, il tocco di tacco. Giacinti, Belviso, fallo. Seferi davanti al pallone impedisce che si riavvii la manovra rapidamente del De Angelis, che lo fa comunque con Belviso, il tocco dentro l'area di rigore, la palla che poi esce fuori per Pischedda che mette in mezzo, non c'è nessuno, e dall'altra parte prova a ripartire la Roma, la rimessa è per il De Angelis, bel intervento di Belviso, lui con le mani in direzione del compagno, sempre sulla destra, chiede nuovamente il pallone il numero 18, non la mette in mezzo, adesso lo fa, dall'altra parte prova a caricare il destro piazzato, Goletti ci mette le mani quasi in controtempo, poi Rossi in ripartenza, cerca Klaus Seferi, Giacinti ci mette le gambe, subisce fallo. Belviso, la porta il numero 18, controllo col petto, poi a spazzar via la difesa della Roma, quindi Coluccini troppo sicuro in questo caso nel trovare un compagno a sinistra che non c'è. Ora vediamo quali possono essere le soluzioni per il De Angelis, mentre intanto Rossi esce palla al piede il De Angelis, saltato secco Cichella, Rossi in solitaria il numero 9 prova a tenere il pallone all'indietro per Cichella, quindi Quinquinio la porta il numero 11, di nuovo Simone Quinquinio, Ciccolini carica il destro, per il pallo lo favorisce, rimessa laterale per la Roma, battuta all'indietro direttamente verso il portiere che lancia lungo, il De Angelis nuovamente, Roma un po' scollata, Coluccini pensa al tiro, apre a destra per Pischedda, punta l'avversario, mette in mezzo il pallone, la deviazione però doppia è di Ciccolini e dunque altra rimessa laterale già giocata, il De Angelis in area di rigore cerca di mettere in mezzo il pallone, deviazione e con fortuna Goletti tocca, poi si trova il pallone in rimessa dal fondo, Ciccolini, Cichella, Seferi salta col controllo l'avversario, nuovamente Seferi, sempre Seferi, sul sinistro Seferi, la respinta da parte di Perazzolo. Cercato una grande giocata Seferi, saltato per una volta nella partita Giacinti, solo con una grande giocata poteva essere così, intanto Rossi! La deviazione che favorisce il gol di Daniele Rossi, il raddoppio della Roma in un momento di difficoltà, va sul 2-0. Avrebbe meritato qualcosa in più il De Angelis, ma alla fine la legge del campo punisce la squadra ospite, 2-0 per la Roma. Time out intanto chiamato dal De Angelis, tutto pronto per gli ultimi 10 minuti di gara tra Roma e De Angelis, siamo sul 2-0. Per
per la Roma sul De Angelis, un De Angelis che dall'inizio partita che cerca di riuscire a far gol ad una Roma che è stata più che cinica nel corso della partita, soprattutto in questo secondo tempo in cui non ha creato quasi nulla, se non un'occasione con Rossi che ha portato al gol del 2-0. Ora brutta entrata di Cichella, anzi di Sestili, rischia il giallo. Non era un intervento cattivo ma comunque pericoloso. Rimane a terra Emidi che ora si rialza. Calcio di punizione in favore del De Angelis. 3 gli uomini in barriera sono Seferi, Rossi e Sestili. 2 le soluzioni per la squadra ospite. Il sinistro di Santoro e il destro di Emidi. Prova a partire proprio Santoro. Goletti si distende comodamente e blocca il pallone. Poi la gioca per Cichella. Chiama il pallone Rossi. Non arriva sulla sfera, chiede scusa Cichella. Aversano pensa bene, chiede l'1-2 ad Emidi, si gira, non trova nessuno, poi trova pensa bene, quasi ostacolato dal direttore di gara, chiede l'1-2 con Aversano, il tocco quasi autogol da parte di Quinquigno, palla che forse tocca anche la traversa. Poi dall'altra parte però ad accendersi Seferi, vince un contrasto Seferi, la porta nuovamente Seferi, uno sguardo a Rossi, chiede l'1-2, Daniele Rossi all'indietro per Ciccolini, il tacco nuovamente per Rossi, palla dentro per Ciccolini che di testa mette fuori. Palla in profondità per Emidi, prova con la suola, fallo di Sestili. Chiedono la munizione ai giocatori del De Angelis. Sale la tensione in un match davvero molto corretto che vede in questo momento in vantaggio la Roma per 2-0 sul De Angelis. Calcio di punizione sul quale va Emidi. 2 uomini in barriera sono Klaus, Seferi e Sestili. Arriva il fischio del direttore di gara. Emidi prova il destro sulle gambe di Sestili che poi ci crede, prova ad arrivare sul pallone, deve giocarla per Azzolo, per Giacinti, pressato da Rossi, apre a destra per Aversano, Aversano chiede lo scambio, lei le pensa bene, c'è forse un fallo, si continua a giocare, palla dentro, ci mette la gamba Quinquigno e tiene il pallone in campo Ciccolini. Perde anche qualche secondo il numero 4 che poi prova ad andare via, esagera, perde il pallone con Pensabene che prova a calciare, trova le gambe però in opposizione da parte del numero 3 della Roma Alcini, rimessa già giocata, Santoro apre a destra per Pensabene, Pensabene mette in mezzo con i pugni Goletti, quindi Ciccolini a metter via, interviene Giacinti, ennesima buona partita del numero 5, quindi Coluccini, palla in mezzo, pensa bene il controllo, la sfera è per Santoro, spinta evidente di Sestili, c'è calcio di punizione in favore del De Angelis, continua a protestare il numero 10 che non volutamente è finito addosso all'avversario, ora provano subito a giocare Seferi, intanto spintona via l'arbitro, arriva un cartellino proprio per il numero 7 che ha rischiato davvero tanto. Adesso vediamo, l'arbitro ha un cartellino in mano, mi pare sia quello giallo, eccolo, per Seferi. Ancora non si gioca, si perde parecchio tempo. Perazzola invita i suoi a smettere di discutere, si sta perdendo tanto tempo, mancano meno di 5 minuti al termine
È sempre 2-0 in vantaggio la Roma sul De Angelis. Folta barriera, sempre Seferi, Rossi e Cichella. C'è anche Sestili pronto ad uscire sul tocco a 2. Va, pensa bene che però ferma la sua rincorsa, poi nuovamente pensa bene, il tocco è per il destro maldestro, scusate il gioco di parole di Coluccini, da un'ottima posizione ha aperto troppo il piattone. Allora Goletti, Ciccolini, Quinquinio, Sestili, Seferi, di nuovo Sestili. Quinquinio si impegna per tenere in campo il pallone, per giocarla verso Goletti. Un brivido nel primo controllo, perde il pallone Aversano, il tocco in mezzo, il pallonetto tentato dai Midi, ma ci mette le mani Goletti. Angolo per il De Angelis che continua a premere con Lele Pensabene che mette in mezzo, deviazione di Cichella, uno dei migliori in campo, quindi Santoro col sinistro per Coluccini, uno sguardo in mezzo, poi di nuovo a sinistra per Santoro, a destra scusate per il numero 10 che questa volta non riesce ad arrivare sul pallone. Ciccolini, rimessa lunga, colpo di testa di Coluccini, Perazzolo, Coluccini, Giacinti, Aversano, Coluccini, d'esterno, intervento fortunato da parte della difesa della Roma. Tira intanto qualcosa dalla panchina Quinquinio. Giacinti sulla pressione di Cichella, pensa bene, si impegna Cichella, pensa bene, si smarca con la suolata morbida, poi Coluccini, quindi Santoro carica il sinistro, mette in mezzo, non c'è niente, Goletti perde qualche secondo, poi conquista il pallone e la gioca lunga in direzione di qualcuno che non c'è. Roma davvero quasi nulla in attacco in questo secondo tempo, quando si è affacciata ha fatto però male al De Angelis con il gol del 2-0 di Rossi. Giacinti apre a sinistra, la palla in mezzo, Seferi, poi il fallo su Sestili che per la regola del vantaggio può giocare il pallone. Giacinti, Santoro in verticale in mezzo verso Iegri, c'è angolo in favore del De Angelis, sempre Lele pensa bene sul punto di battuta, l'ultimo a rimanere Giacinti all'altezza di metà campo, anche Coluccini si distende verso il centro, la battuta forte, il palo pieno centrato dall'angolo. Paoli, Seferi, spalla la porta, con la sua classe la porta in avanti Seferi, buon lavoro del numero 7, ma il pallone è del De Angelis, no, è della Roma, avevamo visto bene anche dalla nostra postazione, quindi Paoli, serve il movimento di Sestili, Giacinti da gigante esce, si guadagna anche il fallo, Coluccini a destra all'opzione Aversano, infatti va da lui, ma il pallone è fuori misura, Aversano però va a commettere fallo poi sul numero 3 della Roma, Valerio Alcini, che è pronto a rialzarsi, è scaduto ormai il tempo regolamentare. Roma che si avvicina alla conquista di questi 3 punti, una Roma del tutto diversa rispetto allo scorso anno, sicuramente per impegno, per voglia, oltre che per l'arrivo di questo giocatore qui, ovvero Cichella, oggi autore del gol dell'1-0, ex checco dello Scapicollo, 3 minuti di recupero voluti dal direttore di gara.
Ultimi 3 minuti di speranza per un De Angelis che ormai vede affievolirsi l'idea di poter raggiungere la Roma. Seferi, chiuso, Coluccini, pensa bene, prova ad accelerare la manovra, bella palla per Aversano, Aversano va in corsa, Aversano vince il contrasto, il numero 15, il tiro, ancora una volta fuori, sfortuna per il De Angelis. Goletti, Ciccolini, pensa bene, si impegna ma non tiene il pallone. Goletti, Ciccolini, lancio lungo, Coluccini, Aversano, uno sguardo dall'altra parte, poi il tocco corto per Lele, pensa bene, chiuso. Di nuovo pensa bene, ultimi scampoli di partita. La sfera è per Iegri, non arriva, pensa bene. Questi erano degli ultimi palloni per il De Angelis, rimessa lunga, Giacinti, ancora lui, porta il pallone, la mette sul sinistro, Sestili tira via la gamba, poi Emidi, Aversano va a calciare, Coluccini da ultimo, la disperata mette in mezzo il pallone che va sul fondo. Vedrò davvero non c'è più tempo per il De Angelis. Goletti, rilancio lungo con le mani a cercare Seferi che controlla il pallone, Giacinti la riconquista nuovamente, quindi Lele pensa bene, l'apertura per Aversano, Coluccini, la rimessa laterale in favore della Roma. Pettinari, rimessa laterale per Aversano, pensa bene, porta il pallone, non ha tanti riferimenti in avanti, ora trova Coluccini, la palla in mezzo in direzione di Iegri, è maledetta la porta della Roma quest'oggi, il De Angelis non riesce a far gol. Cichella, Seferi, Luca Cichella per Klaus Seferi, c'è rimessa dal fondo per il De Angelis e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. La Roma con cinismo, anche con un po' di fortuna, vince 2-0 sul De Angelis in questa terza giornata di Serie A di Lega Calcio a 8.